Blackout elettrico nell'alimentazione di un convoglio lungo la principale linea ferroviaria del Veneto, la Venezia-Verona, e il decesso di una passeggera all'altezza di Vigonza, alle porte di Padova, del Vicenza-Venezia, che ha costretto all'inevitabile stop del convoglio. Sono state le classiche ciliegine su una torta poco gustosa, quella dell'esordio dei cosiddetti treni cadenzati in Veneto, che hanno più che altro cadenzato in maniera sempre più esasperata le proteste della categoria, maggiormente toccata dalle pesanti penalizzazioni di lunedì 16 dicembre, ovvero i pendolari. Ci si era illusi che con l'incremento di oltre 200 treni in più giornalieri nel territorio che qualcosa potesse migliorare nel tribolato panorama della viabilità su rotaia nella regione, anche se a dire il vero durante martedì qualcosa si è sistemato. Al di là del classico scaricabarile in tema di responsabilità tra Regione Veneto e Trenitalia, ovvero le due realtà direttamente responsabili della situazione, l'auspicio è che l'esordio non sia stato il classico "se il buongiorno si vede dal mattino", ma la fisiologica definizione di una nuova realtà destinata a configurarsi, per così dire, di giorno in giorno, sperando che i termini temporali siano effettivamente questi. Il lunedì nero prenatalizio, o quasi, è stato comunque segnato dalle citate concomitanze sfavorevoli, se non addirittura funeste o tragiche, a danneggiare un già delicato quadro generale dove non sono mancati convogli o servizi sostitutivi su gomma soppressi, ulteriormente devastato dallo sciopero del trasporto pubblico locale. Come dire, gli alibi c'erano, questo non c'è dubbio, adesso non ci sono più. La Regione ha investito, ha addirittura creato a Verona un centro diretto di assistenza per i treni senza dover passare forzatamente da Trenitalia, ed ora è il momento di cominciare a vedere i frutti di questa pianificazione, ovvero arrivare a muoversi in maniera sempre più sicura, precisa e garantita in un territorio strategico per la viabilità ferroviaria del nord Italia e del sud-est Europa.